Sembra ci sia una proposta del governo per dedicare questa finestra di luglio alle regioni. Solo 24 ore fa lo spiraglio c'era. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi della finestra di voto dal 12 luglio, auspicata non solo da Zaia, ma anche dagli altri governatori come Toti o De Luca. Ma la doccia fredda è arrivata nelle ultime ore. Alle urne da settembre in poi. Zaia da settimane era chiaro, votare il prima possibile. Prevedere una data per le elezioni in autunno significa, primo, non andare più a votare, perché se torna l'infezione non si va più a votare. A quel punto la proroga non sarà più di 6 mesi, ma ad libitum, no? Andremo all'estate. 2, i governatori in ogni caso devono avere pieni poteri, e questi escono solo dalle urne, perché sono coloro che gestiscono la sanità. Non è che tu puoi mettere lì a gestire la sanità uno che è già scaduto da 6 mesi e non può... Cioè, capite che è una roba imbarazzante? Se è vero che il 4 maggio si apre, si riparte, vuol dire che dopo 2 mesi dalla ripartenza uno non è che può dire non c'è nessuno in giro. Insomma, nessun vero problema, secondo Zaia, con un'emergenza in fase di declino. Ma il no del governo è stato chiaro, prima di tutto dal ministro della Salute Roberto Speranza. Impossibile, dice, una campagna elettorale in giugno. Così, se lo slittamento delle comunali era già preventivato per l'autunno, il nuovo scenario per le regionali prevede la finestra temporale settembre-ottobre. Proprio settembre era la data ipotizzata dai due avversari di Zaia alle regionali, Enrico Cappelletti e Arturo Lorenzoni. Probabilmente, forse settembre potrebbe già essere una soluzione che in qualche maniera possa compensare le due diverse esigenze. Settembre può essere un periodo giusto se appunto le condizioni sanitarie lo consentiranno. Vuol dire che un mese prima è il 15 agosto, cioè facciamo la campagna, visto che hanno detto che è una limitazione della democrazia nel votare a luglio. E a voi sembra una libertà della democrazia chiedere ai cittadini di partecipare a una campagna che inizia a Ferragosto? Per Zaia inoltre resta il problema del ritorno del virus, previsto in autunno anche dall'OMS. Rischio di nuovo slittamento e di non votare più, anche se il governo invita alla cautela. A me pare francamente un po' presto per dare questa certezza. Non vorrei che succedesse come è successo 20 giorni fa, che è stato detto dal governatore che a metà aprile c'era il picco e proprio negli stessi giorni dice che bisogna riaprire tutto.